Buongiorno e benvenuti in Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi giovedì 20 aprile. Dunque, oggi pomeriggio alle 14:45 ora italiana verrà ritentato il lancio della superastronave o superrazzo SpaceX. Si tratta, questa è l'ora italiana, ma viene lanciato ovviamente dalla base di Boca Chica in Texas, nei confini col Messico. È la base appunto dove hanno fatto tutte quante le prove di queste astronavi di nuova generazione, perché sono progettate per essere completamente riutilizzate. In pratica questa astronave, che è altissima, è come un palazzo di 40 piani, e in più ha una capacità di trasporto di ben 150 tonnellate, è una misura proprio folle rispetto a tutto quanto quello che è stato fatto fino adesso come astronautica. Pensiamo che il programma Artemis, che è quello che dovrebbe riportare l'uomo sulla Luna, ha una capacità di carico di 30 tonnellate, quindi addirittura 150 contro 30. Tra l'altro, nel caso di appunto, che è completamente recuperabile, perché c'è appunto questo primo stadio che poi ritorna e atterra, sono state progettate per essere lanciate nello spazio, poi ritornano a velocità subsonica e si raddrizzano e atterrano verticalmente. In pratica, in questo primo test il primo stadio non verrà recuperato per dei motivi particolari, ma sono progettate appunto per ritornare. Si tratta veramente di un passaggio molto molto importante, perché nel momento in cui questo tipo di astronave passerà tutti i test, ci sarà praticamente la strada spianata, non diciamo spianata, ma comunque sarà un grande passo avanti per il ritorno sulla Luna, ma non solo il ritorno sulla Luna, addirittura su Marte, perché una capacità di carico di queste elevate importanti dimensioni dovrebbe consentire un viaggio con una certa sicurezza di tutti quei mesi per arrivare fino a Marte e poi addirittura installare delle basi. Quindi c'è tutto un progetto, un programma dietro molto molto importante. Quindi vedremo oggi pomeriggio, speriamo che vada tutto bene. Nel link in descrizione trovate anche il canale dove domani si vedrà in diretta tutte quante le fasi del lancio, addirittura si potrà seguire come tutti quanti i lanci che hanno fatto di SpaceX. Siamo con Alessia e Arlette di Arena Artis, che hanno una bella novità per quanto le riguarda, perché ci sarà a breve in programmazione a Padova un loro spettacolo. Raccontate. Allora, il 24 aprile al Piccolo Teatro di Padova avremo la possibilità di fare di nuovo il musical di Messi, e è una bellissima opportunità. Siamo 50 ragazzi. 50? Sì. Ci state sul palco? Un po' alla volta ci stiamo. E l'abbiamo fatto già più di qualche volta, e devo dire che più lo rifacciamo, più ci uniamo anche tra di noi come gruppo, e quindi diventa sempre più bello, sempre più magico. Raccontatemi, svelatemi qualche segreto, anche qua dell'Arena Artis. Arena Artis è una struttura completa, da quanto ho capito, per quanto riguarda il mondo non solo artistico, ma anche va sullo sportivo. Sì, abbiamo diverse discipline qui all'Arena. Io personalmente insegno tessuti aerei e acrobatica a terra, però c'è anche la ginnastica artistica, e abbiamo anche l'hip hop, quindi una bella parte di danza e una bella parte musicale, quindi diventi un artista a 360 gradi. Comunque, anche se non diventi un artista, riesci a sviluppare la tua creatività.
Certo. e ad imparare quello che ti può dare la possibilità di esprimerti al meglio. Esattamente. Per cui è consigliato un po' per tutti, perché tutti abbiamo qualcosa da esprimere. Sì, a ogni età. A ogni età, dai più piccoli, che ne ho visti tanti a fare ginnastica adesso, ad anche i più grandi. Sì. Io ho un ruolo particolare nel nostro musical ed è quello dell'angelo. Io sono il gancio dal cielo. Per cui tu usi la tecnica Dei che tessuti insegni aerei. qua dei tessuti aerei per poterti esprimere artisticamente sul palco. Esattamente. Per cui invitiamo tutti coloro che hanno voglia di muoversi e di raggiungervi a Padova il 24 di aprile. Sì. E per il momento non è in programmazione lo spettacolo a Chioggia, perché non ci sono spazi che vi possano contenere tutti 50, Esatto. però magari più avanti durante l'estate, insomma, si potrà vedere se si riesce a ottenere qualche spazio extra. Speriamo. Speriamo. E ricordiamo anche che ci sono 2 spettacoli a Padova, uno alle 5:30 e uno alle 9:30, quindi vi aspettiamo. Perfetto, grazie. A voi. Sarà una gara che verrà suddivisa in 4 lotti. Saranno coinvolti 36 comuni in cui il servizio idrico integrato è in gestione di Veritas. Si riferisce al risanamento delle reti fognarie, ma con metodi non distruttivi, quindi senza aprire il selciato e senza scavi. L'importo complessivo è di 10.600.000 euro. La gara che riguarda Chioggia è inclusa nel secondo lotto. Le offerte dovranno essere presentate telematicamente entro il 15 maggio prossimo. Il bando e il disciplinare di gara sono pubblicati sul sito Veritas. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373, per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Confesercenti Veneto si dice contraria al numero chiuso dei visitatori a Venezia e si tratta di un altro colpo contro il progetto di Brugnaro, secondo il consigliere regionale Montanariello del Partito Democratico. Come afferma il consigliere, come forza politica abbiamo sempre detto che il numero chiuso non può essere la soluzione e che invece bisogna puntare sulla gestione dei flussi e sulla riorganizzazione dell'offerta turistica. Mondiali per i trapiantati aperte, pioggia d'oro per i veneti. Il presidente della regione: siete nella storia dello sport più vero. Riccardo Canola, trapiantato di cuore da Baone, Padova, oro nei 100 dorso con record del mondo, oro nei 50 stile, argento dei 200 misti. Daniele Dorizzi, trapiantato di rene di Lazzise, Verona, oro nei darts, freccette. Piovono ori e gioie dei ragazzi veneti impegnati nei mondiali per trapiantati in corso in Australia. Dall'altra parte del mondo arrivano qui commoventi messaggi di speranza, fiducia e determinazione. Grazie a tutti, vi seguiamo con stupore e gratitudine. Così il presidente della Regione Veneto saluta gli altri successi veneti arrivati dall'Australia dopo quello di questa mattina conquistato dal trevigiano Mestriner nel basket. Menzione d'onore per Riccardo Canola, delle cui medaglie abbiamo mai perso il conto, aggiunge il governatore.
ma i successi di questa spedizione credo siano ormai entrati nella storia dello sport. Non è quello dei grandi palcoscenici, conclude, ma il più significativo perché viene dalla vita vera, tramutata in gioia dopo tanta paura e sofferenza. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 20 aprile, è la farmacia Al Mare in via San Marco a Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Abbiamo ancora l'offerta 3x2 per tutto quanto riguarda pannolenci e feltro.